essere. Cinque morti ed una decina di dispersi nell'incredibile crollo del ponte sulla 10 a Genova. Partita unità cinofile dei Vigili del Fuoco, a disposizione la protezione civile. Luca Zaia telefono al collega Totti, pronti ad aiutare. Stop fondi periferie, stamane il vertice dei sindaci dei comuni capoluogo, seppellita l'ascia di guerra, i primi cittadini lanciano un appello sulle risorse ma aprono un dialogo con Roma. Separazione Venezia Mestre, annullato il referendum previsto per il 30 settembre, il TAR ha accolto il ricorso del comune, comitati sconcertati per la decisione. Tragedia della strada Vicenza, 71enne in bicicletta travolto e ucciso da un'auto, nulla da fare per l'uomo nonostante i soccorsi. Altre 2 persone infettate dal virus West Nile, stavolta nel porto gurarese, salgono 84 i casi in Veneto, nella maggior parte dei casi senza conseguenze, situazione sotto controllo, dice la regione. Coppia di gay insultate e aggredite da un gruppetto di ragazzi nel centro a Verona, la denuncia di 2 imprenditori alla polizia, indaga la Digos. Case di riposo e strutture per disabili, nuovo blitz di controllo degli standard da parte della regione, tutte le strutture promosse tranne una nel Rodigino. Oggi pomeriggio a Venezia i funerali dello storico editore patron della Marsilio, tanti nomi della cultura e delle istituzioni per l'addio, un uomo mai banale, lo ricorda così Massimo Cacciari. Buonasera e ben ritrovato, lo avete dunque sentito dai titoli. In primo piano il disastro del crollo del ponte di Genova con 35 vittime e decine di dispersi. Già partita 2 unità cinofile dei Vigili del Fuoco da Padova e Belluno, mentre il governatore Luca Zaia ha telefonato al presidente della regione Liguria Giovanni Toti, esprimendo la propria vicinanza e quella dei cittadini veneti per la terribile tragedia che ha colpito Genova. Zaia ha ribadito a Toti la disponibilità delle strutture di soccorso del Veneto ad intervenire nel capoluogo ligure in caso venisse richiesto in qualunque momento. Sentiamo. Oddio! 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 Oddio santo! L'eco di un urlo destinato a riecheggiare a lungo, l'urlo disperato di chi vede l'orrore in pochi istanti e non può fare nulla. Nella Genova del 2018 crolla un ponte seminando morte e distruzione. Il ponte Morandi lungo l'autostrada A10 che collega Genova al suo ponente cittadino e poi a Savona e Ventimiglia. Un ponte strallato inaugurato 51 anni fa. Crolla con 2 conseguenze, trascina con sé le auto che vi transitano sopra e si abbatte anche sull'abitato sottostante. Ha un bilancio terribile di morti, tra i quali un bambino, dispersi e feriti. Per il 118 di Genova è un disastro di dimensioni epocali che rimbalza in pochi minuti in tutta Italia e in Veneto. C'è bisogno di tutti ed anche dalla nostra regione partono 2 unità cinofile dei Vigili del Fuoco, una da Belluno e l'altra da Padova per la ricerca di eventuali dispersi. Nelle prossime ore il numero di unità potrebbe aumentare. Intanto anche Palazzo Balbi si attiva subito. Il governatore Luca Zaia e l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin contattano la regione Liguria. Io mi sono messo in contatto immediatamente con il collega Gianpredone della regione Liguria e con il capodipartimento della protezione civile nazionale Angelo Borrelli, garantendo la piena disponibilità della nostra struttura di protezione civile, in modo particolare di unità cinofile qualora fossero necessarie. Pronti per aiutare perché il disastro di Genova riguarda tutti e prima di ogni cosa bisogna salvare vite umane, poi sarà il momento dei perché, dato che a quanto pare sulla tenuta del ponte più di qualcuno aveva sollevato dubbi. Risposte che devono arrivare per capire come sia possibile che nella Genova del 2018, nell'Italia del 2018, il ponte di un'autostrada diventi una trappola mortale. Oddio! 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 Oddio santo! E la tragedia di Genova ha avuto ripercussioni pesanti in borsa per la famiglia Benetton che detiene la maggioranza di Autostrade per l'Italia, episodio che suscita reazioni sui social anche da parte di funzionari pubblici.
È stato sospeso in borsa il titolo di Atlantia, la società infrastrutturale controllata dalla famiglia Benetton che detiene la maggioranza assoluta di Autostrade per l'Italia. Dopo la notizia del cedimento del ponte lungo la A10 sulla Genova-Savona, il titolo è arrivato a perdere anche il 6,3%, prima sospeso, poi riammesso agli scambi, poi nuovamente sospeso, mentre prima della tragedia risultava piatto. Un contraccolpo inevitabile, anche se Autostrade ha spiegato che sulla struttura risalente agli anni 60 erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto con l'installazione di un carro ponte, tutto sotto costante vigilanza. Una tragedia che ha colpito l'opinione pubblica trevigiana e causato accese reazioni anche sui social, come il post con decine di condivisioni del direttore generale della provincia di Treviso, Carlo Rapicavoli, che parlando di episodio di gravità inaudita riflette sullo stato di manutenzione delle infrastrutture e sulle condizioni di rischio sempre più elevato dovuto soprattutto, scrive, alla progressiva riduzione di risorse a causa di tagli dissennati e senza alcuna seria programmazione, ma anche, prosegue il direttore dell'ente di Sant'Artemio, sulle responsabilità personali alle quali ogni giorno sono esposti in prima persona funzionari e tecnici degli enti pubblici a livello locale, regionale e nazionale che si trovano a operare con armi spuntate e senza concrete possibilità di intervento, e questo termina fino a quando non arriveranno risposte concrete da chi ha la responsabilità di governo. Ci spostiamo ora a Venezia, bando periferia, Cafarsetti questa mattina vertice dei sindaci delle città capoluogo del Veneto, toni decisamente più moderati rispetto alle invettive battagliere di qualche giorno fa, risposta l'ascia di guerra. Resta l'appello al governo di rivedere l'emendamento al decreto mille proroghe che ha rinviato i progetti per la rigenerazione urbana della città. Nessuna polemica, nessun tipo di manifestazioni contrarie o cose del genere, semplicemente stiamo rilevando che sono delle cose, credo che si possano fare. Lo stesso governo probabilmente potrà trovare quale che sia la strada per in qualche modo almeno fare le cose che sono già state avviate, che hanno già delle procedure e che hanno soprattutto idee buone. Hanno serrato le file e suonato la gran cassa fino allo scorso weekend, tra loro c'è chi ha interrotto perfino le ferie per gridare allo scandalo, poi d'improvviso stamattina sull'emendamento che sospende il bando periferia i toni si sono fatti docili, accomodanti e all'uscita dalla riunione blindata nella sede del municipio di Venezia all'unisono hanno incredibilmente scelto di riporre l'ascia di guerra brandita contro il governo. L'obiettivo è quello di andare al dialogo con il governo per avere delle garanzie che questi fondi saranno investiti nel nostro territorio. Cercheremo di trovare i parlamentari veneti, discutere assieme a loro, trovare le soluzioni. Non c'è contrapposizione col governo, ma è chiaro che i soldi devono arrivare. Non c'è ad oggi nessun tipo di taglio, c'è uno slittamento e semplicemente abbiamo concordato tutti insieme di fare i necessari chiarimenti per avere dal governo, dagli esponenti del governo, quelle certezze che già ci sono state anticipate. Così Venezia, Treviso, Padova e Verona. Diverso il discorso per Vicenza, i cui progetti sono rientrati nella classifica dei 24 premiati dal governo. Siamo qui per solidarietà ai colleghi perché chiaramente potevamo trovarci anche noi in questa situazione e quindi siamo qui per un gioco di squadra. Ora credo che il confronto debba essere con il governo costruttivo per portare a casa i risultati e lavoriamo tutti insieme in quella direzione. Per il comune di Rovigo, preoccupato fino a ieri come tutti gli altri, a Cafarsetti è arrivato il vice sindaco Bimbatti, ma anziché puntare il dito sul blocco dei progetti, pure Rovigo ha optato per i toni della pace. La giornata di oggi è positiva perché finalmente il Veneto fa squadra, siamo tutti uniti, abbiamo tutte le stesse intenzioni, finalmente per una volta proviamo a sotterrare le bandiere di parte. Fuori dal coro il primo cittadino di Belluno che ha ricordato come il primo effetto del blocco del bando periferie sarà la perdita del finanziamento dei privati ed è stato solo Belluno ad ammettere l'esistenza di una frattura a livello istituzionale e ad abbozzare un'ipotesi di soluzione tutta politica. C'è uno Stato che cerca di fare quello che può ma che non conosce minimamente le problematiche del territorio e c'è un territorio che è in trincea dalla mattina alla sera sui problemi della quotidianità che spesso ha grandi difficoltà nell'interloquire con i livelli superiori. Credo che se questo problema non verrà affrontato chiaramente si formeranno nuovamente si troveranno delle soluzioni naturali dal territorio per le problematiche che riguardano i cittadini. Separazione Venezia-Mestre, annullato il referendum previsto per il 30 settembre, il TAR ha accolto il ricorso del Comune. Brugnaro, nessun trionfalismo, ma avevamo ragione. Zaia si sfila, se la sentenza è solida non faremo ulteriori ricorsi.
Nessun trionfalismo, semplicemente avevamo ragione. Il 30 settembre non si farà alcun referendum per la separazione amministrativa di Venezia e Mestre. Lo ha deciso il TAR del Veneto, accogliendo il ricorso promosso da Comune e Città Metropolitana contro la Regione Veneto. I giudici amministrativi hanno depositato in mattinata la sentenza che annulla il decreto di indizione firmato dal governatore Luca Zaia, nonché la precedente legge regionale sulla consultazione. Pacata l'esultanza del sindaco veneziano Luigi Brugnaro, che sottolinea ancora una volta come il ricorso fosse fondato su aspetti tecnici e giuridici e non sulla sua posizione politica, pur fermamente contraria alla separazione. Adesso nei prossimi giorni faremo una conferenza stampa per spiegare anche le valutazioni invece più di natura politica e di futuro della città. Per adesso semplicemente posso dire avevamo ragione e il TAR ci ha dato ragione tecnicamente. Le motivazioni anche hanno soddisfatto, hanno confermato la vostra tesi? Sì, in pieno, totalmente in pieno, avevamo ragione noi. Era il referendum per separare Venezia era ed è illegittimo se fatto con quelle procedure. Non ne fa un dramma il governatore Luca Zaia, che aveva indetto il referendum per ottemperare a una legge regionale e dichiara la sua neutralità. Questa è una vicenda che si sta trascinando da un bel po'. Noi abbiamo sempre avuto un approccio laico come ce l'abbiamo con tutti i referendum tranne l'autonomia. Siamo a disposizione, dopodiché i tribunali sentenziano, se le sentenze vanno nella direzione che i referendum non si possono fare ne dobbiamo prendere atto. Al momento stiamo leggendo la sentenza, o meglio l'avvocatura regionale ci farà un parere. La sostanza, riassume Zaia, è che non sarebbe legittimo interpellare i soli cittadini di Venezia e Mestre, interessando il referendum l'intera città metropolitana. Di sicuro non indirò nuovamente una consultazione finché la questione non sarà definitivamente chiarita dal punto di vista legale, perché sono in gioco i soldi dei cittadini. Per il resto attendiamo le valutazioni degli uffici. Se il parere sarà ricorrere in Consiglio di Stato ricorreremo, se il parere sarà non ricorrere perché la sentenza è già sufficientemente motivata non ricorreremo. Resta fermo che chiunque può comunque fare ricorso avanti il Consiglio di Stato, i comitati o anche i singoli cittadini. E il ricorso al Consiglio di Stato lo faranno certamente i separatisti che hanno già annunciato la loro intenzione a portare la questione a Roma. Non ci fermeremo, promettono. Un duro colpo per Mestre e Venezia, una sentenza politica, io definisco allucinante, che si basa sull'eventuale perdita di potere demografico in caso di divisione. Questo non sta scritto in nessun testo di leggi o di normative vigenti. È chiaro che il TAR è sensibile alla politica romana centralista, ma mi aspetto una reazione anche dalla Regione. Noi sicuramente faremo ricorso al Consiglio di Stato. È palpabile la delusione dei promotori del referendum, che tuttavia non hanno alcuna intenzione di arrendersi. L'annuncio del nuovo ricorso al Consiglio di Stato è arrivato a nemmeno 2 ore di distanza dalla decisione del TAR. Se per Marco Sitran dei comitati veneziani si tratta di una sentenza politica, si dice sconvolto e stupefatto dall'esito inatteso il mestrino Stefano Chiaromanni, che chiede al Parlamento di intervenire per modificare la legge del Rio. Gioisce invece Paolo Cuman, presidente dell'unico comitato finora costituitosi per il no. Erano pronti alla campagna elettorale, ma ora non ce ne sarà più bisogno. La separazione avrebbe indebolito sia Mestre che Venezia, sostiene, ma era una risposta sbagliata a questioni legittime che andranno affrontate. Esulta il deputato PD Nicola Pellicani. Avevo sempre sostenuto l'illegittimità di questa consultazione, ricorda, ora i cittadini non saranno costretti ad andare a votare per la 5ª volta sullo stesso tema. Non nasconde invece la sua delusione il vicepresidente veneto Gianluca Forcolin, che ricorda come la Lega fosse schierata da sempre non per la separazione ma perché veneziani e mestrini potessero esprimersi. Ovvio che in questo momento allargare alla 56 del Rio tutta l'area della città metropolitana piuttosto che solo all'alveo di Mestre e Venezia diventa assolutamente improponibile. Penso soltanto, anche qualora ci fosse un referendum, cosa potessero dire i cittadini di Gruaro, Cinto Caomaggiore piuttosto che Cona rispetto a valutazioni che sono del tutto veneziane. Quindi questo tipo di messaggio e di risposta ovviamente ci mette anche un po' sugli scudi. Siamo alla cronaca, tragico incidente poco dopo mezzogiorno ai piedi del Monte Iberico a Vicenza, un ciclista è stato travolto da un'auto ed è morto poco dopo l'impatto, vani i soccorsi del 118.
Gli operatori del 118 ce l'hanno messa tutta, come sempre, per tentare di salvare la vita di Gianfranco Zaltron, 71 anni, di Vicenza, per quasi 40 anni geometra comunale e fratello di Liliana, ex consigliera di Palazzo Trissino. L'uomo è stato travolto in sella alla sua bici in viale Risorgimento, a poca distanza dalle scalette di Monteberico, da un Alfa 147. Il massaggio cardiaco è durato poco. Zaltron era già in fin di vita all'arrivo dell'ambulanza. La conducente della macchina era sotto shock, non si dava pace per quello che le era appena successo. Auto e bici procedevano nella stessa direzione, forse una manovra improvvisa del ciclista verso sinistra o una sbandata proprio davanti all'auto, ed è stato impossibile evitarlo. Un gran colpo sul parabrezza, poi quello sull'asfalto. Il tutto è successo verso 12:15 lungo un'arteria stradale pericolosa per le biciclette, sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. L'automobilista, che aveva a bordo i figli, è stata raggiunta sul posto dal marito. La polizia locale, giunta con 2 pattuglie, ha eseguito i rilievi del sinistro. Il sindaco Rucco ha espresso le condoglianze dell'amministrazione comunale alla famiglia del geometra e in particolare a Liliana Zaltron. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 4 di San Donà di Piave ha rilevato 2 casi di persone contagiate dal virus West Nile, entrambe residenti nel comune di Portogruaro. Il primo caso è stato riscontrato ieri mattina in una persona di 75 anni che presentava i tipici sintomi di influenza da virus West Nile e successivamente gli esami di laboratorio lo hanno confermato. Per questa persona non è stata tuttavia necessario il ricovero. Il secondo caso è stato accertato nel pomeriggio e riguarda un ultra 65enne residente sempre nel comune di Portogruaro, attualmente ricoverato nell'ospedale cittadino. In totale sono 84 i casi di infezione in Veneto, dei quali 59 lievi con febbri e 25 più gravi con encefalite. I nostri esperti, dice l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, riferiscono trattarsi di una situazione particolarmente intensa rispetto agli anni scorsi, la cui virulenza potrebbe essere stata aiutata dal clima caldo e umido nelle ultime settimane. Tutto peraltro è monitorato minuto per minuto ed è assolutamente sotto controllo, motivo per cui non è il caso di parlare di un particolare allarme. 3 casi di pertosse in pochi giorni a Padova, le condizioni delle 3 neonate colpite dalla malattia infettiva e tutte ricoverate in ospedale sono in via di miglioramento. Sentiamo. 3 i casi di pertosse in altrettante neonate, tutte sotto i 3 mesi, che si sono registrati a Padova in questi ultimi giorni. 2 neonate sono state ricoverate d'urgenza in pediatria, nessuna è in pericolo di vita. Più serie erano invece apparse le condizioni della terza, di appena 3 settimane, accolta in terapia intensiva. Le sue condizioni appaiono ora in via di miglioramento, ma la prognosi rimane riservata. Tutte e 3 le neonate sono in isolamento, mentre per parenti e persone che erano state a contatto con le piccole è scattata la profilassi. Ed ora ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio e parliamo ora di case di riposo e strutture per disabili, nuovo blitz della Regione. Si tratta del secondo controllo a sorpresa negli ultimi 6 mesi, risultati più che soddisfacenti, tutte le strutture promosse a pieni volti, a parte una in provincia di Rovigo. Sentiamo. Si tratta del secondo blitz straordinario nelle case di riposo e nelle strutture per disabili delle 9 ULSS del territorio regionale. Controlli a sorpresa voluti dalla Regione per valutare ed accertare i servizi per gli ospiti e lo standard di qualità. In 6 mesi abbiamo controllato una struttura su 5 in Veneto, allargando questa volta anche alle strutture per disabili, quindi sia le comunità di alloggio, quindi le comunità residenziali, sia i centri diurni, quindi quelli semiresidenziali. Gli ispettori regionali si sono presentati in 18 case di riposo per un totale di 2.439 posti letto e in 19 strutture per disabili tra centri diurni e comunità alloggio per un totale di 322 posti. I risultati sono più che soddisfacenti. Solo in un caso, in provincia di Rovigo, la valutazione è risultata insufficiente. Soddisfatto il governatore del Veneto Luca Zaia, continueremo così perché è un'azione di controllo e di accompagnamento e anche di segnalazione alle autorità competenti di quello che troviamo. Questo
è un dato molto positivo e anche confortante, vuol dire che in Veneto insomma anche tutto il sistema sociosanitario è un sistema oggi buono, un sistema che ci dà dei risultati molto positivi, vuol dire insomma che c'è attenzione, vuol dire che c'è attenzione rispetto all'ospite, rispetto ai familiari, rispetto alle esigenze dell'ospite, che sia disabile, che sia anziano, non autosufficiente, ma anche in quella che è la cura dei particolari, quindi percorsi personalizzati, momenti di socializzazione, la cura degli arredi personali, insomma, che fanno sentire l'ospite o il residente come a casa propria. Per i parametri di valutazione è stato tenuto conto dei servizi, l'accoglienza agli ospiti, la pulizia e di comfort degli ambienti, compresi gli arredi, fino all'adeguatezza delle aree esterne e il loro utilizzo. Le criticità più ricorrenti per le 18 case di riposo sono le segnalazioni di limitata areggiatura, punti di umidità, pulizia carente e impossibilità di personalizzare le stanze con i propri oggetti. Positivi invece tutti i parametri relativi al personale e alle cure rese agli ospiti. Tutte le segnalazioni di criticità sono state già comunicate alle ULSS di competenza, che avranno il compito di adottare i necessari provvedimenti e monitorare il ripristino degli standard di qualità prescritti. I controlli ovviamente continueranno, a sorpresa, anche nei prossimi mesi. Insultati e aggrediti davanti a decine di persone in piazza Bra perché omosessuali. Le vittime sono un 59enne e un 23enne, imprenditori residenti in provincia. Il fatto è successo sabato, poco dopo le 23. Due uomini sposatisi in Spagna alcuni mesi fa stavano passeggiando mano nella mano e fino a qualche minuto prima erano stati in compagnia di amici in una gelateria di via Roma. Ad un tratto sono diventati bersaglio di dileggio e di insulti omofobi, poi anche un forte schiaffo provenienti da un gruppetto di ragazzi seduti sui blocchi di cemento collocati a protezione degli stonne. Sull'episodio quella stessa notte la coppia ha presentato denuncia contro ignoti negli uffici della questura. Sui fatti ora sta indagando la Digos Scaligera e per capire cosa è successo saranno esaminate le immagini registrate delle telecamere che si trovavano in zona. Risolto dai carabinieri del comando provinciale di Treviso il caso del buttafuori albanese ferito con un colpo di pistola 10 giorni fa a Oderzo, arrestato un connazionale la cui moglie aveva avuto una relazione con la vittima. È stato bloccato da polizia stradale di Palmanova e carabinieri mentre con la famiglia stava raggiungendo il confine di Stato per rientrare frettolosamente in Albania. Prima ha negato, poi è crollato e ha ammesso di essere stato lui la notte tra il 3 e il 4 agosto a Oderzo ad aspettare sotto casa e a sparare a un connazionale di 40 anni che lavora come buttafuori al Casinò di Venezia, dimesso dall'ospedale solo un paio di giorni fa. L'arrestato è un 39enne disoccupato di Mansuè e si trova ora ai domiciliari. È accusato di tentato omicidio. Delitto passionale, si può dire, era una gelosia e un rancore che l'autore del reato covava a tempo perché nel passato insomma i due avevano avuto una donna contesa, diciamo così, donna con cui la compagna insomma dell'autore. La relazione in un momento di crisi tra marito e moglie che in quel periodo erano separati. I due si erano poi riappacificati. Il nostro indagato non era riuscito a digerire questa situazione, evidentemente ha covato rancore per tanto tempo e poi questo rancore è sfociato in questo gesto notturno di qualche notte fa dove lui dice che insomma, non aveva intenzione di uccidere, sta di fatto che però il colpo è inequivocabilmente esploso per quanto ci riguarda per uccidere. A incastrarlo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso lui e la sua macchina e poi le celle agganciate dal telefono e soprattutto le indicazioni date fin dai primi momenti dalla vittima che pur trovandosi di fronte a un individuo travisato sospettava si trattasse del marito geloso. Incrociandolo in auto poco tempo prima gli aveva detto non finisce qui. Il 39enne ha cercato di negare, poi è crollato. Ha iniziato a piangere. Insomma, era lì per esplodere in una confessione, in un pianto, poi alla fine così è stato e ci ha indicato il luogo dove aveva nascosto la pistola e alla fine insomma lui ha confessato tutto e eccoci qui. Oggi pomeriggio a Venezia i funerali dello storico editore patron della Marsiglia Cesare De Michelis, tanti nomi della cultura e delle istituzioni per l'addio. Sentiamo. Il mondo della cultura e non solo si è dato appuntamento a Venezia, nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo per i funerali di Cesare De Michelis, anima della casa editrice Marsilio, morto venerdì scorso.
Circa 500 le persone presenti al rito funebre, cui sono intervenuti tra gli altri Massimo Cacciari, Paolo Baratta, Giuseppe Lupo, Michela Murgia, Gaia De Beaumont, Ferruccio De Bortoli, Lisa Ginsburg, Cesare Segre e Riccardo Franco Levi. Il discorso di commemorazione con cui è stato ricordato l'editore, intellettuale e professore universitario è stato tenuto da Giuseppe Lupo assieme a Massimo Cacciari e Francesco Giavazzi. Lupo, ricordando un incontro con De Michelis di tanti anni fa, una conferenza a Firenze, ha rievocato quella che per lui è stata forse l'immagine più bella di Cesare, quando paragonò il mestiere dell'editore a chi aspetta sulla riva del mare manoscritti in bottiglia. È solo questione di spazio, e va detto Cesare in quella circostanza, Mondadori ha una spiaggia più lunga, io una più corta, ma l'esercizio è lo stesso, aspettare. Toccanti anche le parole del filosofo ex sindaco di Venezia, che con De Michelis aveva intrattenuto una lunghissima amicizia. Cesare poteva sopportare tutto, ma non il luogo comune, non la banalità, non il cattivo senso comune. Poteva amare invece il paradosso, la contraddizione, il conflitto. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Migliora il tempo sulle nostre regioni, sarà un ferragosto soleggiato, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Col passare delle ore, tempo via via più instabile sui settori alpini con qualche breve acquazzone di calore. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori in questa giornata festiva. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime comprese invece tra 29 e 31 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà una bellissima giornata all'insegna del bel tempo, con ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo per isolati acquazzoni, al pomeriggio, specie sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 29 e 31 gradi circa. Per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.